Pensiero del giorno, giovedì 16 maggio. Servire il fratello. Amare significa servire. Gesù ce ne ha dato l'esempio. Da un lato, con la sua morte in croce, ha servito l'intera umanità, che esiste o è mai esistita. Ma lo ha fatto anche quando ha lavato i piedi. Era Dio e ha lavato i nostri piedi, i piedi dell'umanità. Quindi anche noi possiamo lavare i piedi dei nostri fratelli e sorelle. Non possiamo, non dobbiamo. Questo è il cristianesimo. Servire tutti. Servire, cercando di raggiungere il primato evangelico, senza dubbio, ma mettendoci al servizio di tutti. Al servizio, questa è un'idea che può rivoluzionare il mondo. Il cristianesimo non è uno scherzo. Il cristianesimo è una cosa seria. Non è un po' di vernice, un po' di compassione, un po' di amore, un po' di elemosina. Il cristianesimo è esigente, è pienezza di vita. Testo di Chiara Lubick. Parola di vita, maggio 2024. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.